ma vogliono giustizia per quello che è successo. E così Alberto, è proprio la richiesta di verità. Loro qui hanno una nuova vita, tra l'altro ci hanno fatto un'accoglienza, devo dire, bellissima, ci hanno preparato la merenda, abbiamo cantato, veramente un clima bellissimo, però invece quello che chiedono è la verità, che emerga quello che è realmente successo. Sì, veramente questo è quello che noi cerchiamo, perché il Signore è la verità, quindi noi cerchiamo questo senza offendere nessuno, senza scavalcare nessuno, però la verità prima o poi dovrà venire a gala. Ecco, lei nel servizio parlava anche di calunnie che sono state mosse nei suoi confronti. Certo, per essere destituita dall'incarico bisogna accusare, no, di qualcosa, nessuno è destituito dal nulla e quindi quello che mi hanno detto io considero calunnie e voglio solo avere la possibilità di difendermi. Ecco Luca, voglio sapere da Madre Aline qual è la cosa che le ha fatto più male in tutta questa vicenda di cui è comunque vittima? Secondo me quello che si fa più male è perché uno magari cerca, no, di servire il Signore, di dare tutto per Lui, cioè sono 20 anni che ero dentro il monastero e trovarsi in mezzo a una vicenda così triste, ecco questo fa male, cioè questo fa ferire il cuore della Chiesa, voglio dire. E quindi questo sì è quello che fa più male. Ai giorni mi diceva successivi, quando lei è stata destituita, prima di andare via, no? Che è stata messa come in una cella in cui non poteva uscire e avere rapporti con nessuno di loro, quindi una cosa, insomma, un momento molto difficile. Sì, un momento difficile che grazie a Dio abbiamo superato. Ci è voluto un po' di tempo per superare un po' questi traumi, per così dire, ecco, però grazie a Dio adesso va tutto bene. E lei lì era proprio in quei giorni, no? Quando è stata destituita. Sì, ero proprio lì, sono stata una settimana, dopo ero uscita appunto quando ci siamo sentite al telefono e voglio anche ringraziare il vostro interesse e la vostra serietà in raccontare la nostra storia. Siamo noi che ringraziamo voi Aline perché quando c'è del bene manifesto non si può che illuminarlo. Luca, mi colpiva molto anche l'atteggiamento di quella suora che è lì alla tua sinistra, è una suora più anziana, che ho visto molto serena, che ci ha restituito il racconto del fatto che loro lavorano e pregano. Non c'è testimonianza più forte, ringrazio Aline e penso che avere dei tratti, come posso dire, armoniosi non debba essere qualcosa che possa essere, diciamo, oggetto di colpa o di responsabilità. Lei è stata accusata anche perché troppo bella e troppo giovane. Non credo che questo sia ciò che debba avere una madre badessa nella cura delle consorelle e della comunità. Vorrei che ci salutassimo con la suora che ci guarda e che mi fa molta tenerezza, devo dire. Luca? Sì, Sor Maria Paola era priora di Madre Aline, quindi anche lei è stata allontanata dal monastero. Dopo quanti anni? Anche lei era stata tantissimi anni. 25 anni quasi, quindi... Ecco, lei mi diceva è stato molto difficile, no? Perché aveva anche dei problemi di salute, quindi sono stati dei mesi veramente molto difficili, ma ora ha riacquistato la serenità. Stiamo bene adesso, ho riacquistato anche la salute proprio. Gli ultimi esami sono tutti perfetti. Ecco. E noi siamo felici. Luca, ci lasciamo, ringraziamo Sua Maria Paola, Madre Alina e le altre consorelle, ci lasciamo con questa bellissima foto piena di armonia e di gioia, che è quella che ci fa bene proprio anche a noi. Grazie di cuore per averci accolto, torniamo sul testamento.